Come sempre ci ritroviamo in questa fascia oraria del primo pomeriggio per fare il punto della situazione sul weekend calcistico che ha coinvolto le tre principali formazioni della nostra regione. Ci riferiamo a Catania, Palermo e Messina. Allora cominciamo come sempre dal campionato di Lega Pro con il Catania per parlare della formazione rossaazzurra che anche ieri ha deluso ancora una volta in campionato, pareggiando in casa e centrando il risultato di pareggio soltanto nei minuti finali contro il Monterosi, la penultima forza del girone meridionale di Lega Pro. Per parlare di Catania ci colleghiamo subito con Alessandro Veiasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Alessandro, dicevamo di un Catania che ha deluso ancora una volta in campionato, ha fatto abbastanza bene, anzi direi molto bene in Coppa, centrando la qualificazione alla finale che giocherà contro il Padova, ma invece in campionato continua a stentare questa squadra. E questo è un dato incontrovertibile, perché magari pareggiare contro il Monterosi ci può anche stare, in considerazione anche del rendimento più recente della formazione laziale, ma è il modo in cui la squadra ieri si è espressa o non si è espressa che ci lascia francamente più che perplessi. Una squadra che non ha praticamente mai corso senza palla, una squadra che non ha mai trovato le sovrapposizioni per poter mettere in aria i palloni di cui ha bisogno il centravanti, nel caso specifico un centravanti strutturato come Cianci, e non è riuscita neanche a fare partecipare in maniera attiva i centrocampisti alla fase offensiva. In questo senso non abbiamo visto alcun tipo di contributo, per esempio da parte di Sturaro, che era il giocatore insomma che anche per posizione in campo, giocando a fare l'elastico tra la mediana e il sottopunta, ci si aspettava qualcosa in più, ma anche lui ieri aveva le gambe pesanti e legnose, e questo credo che sia il dato, Angelo, da rimarcare ancora di più, cioè il fatto che questa condizione atletica generale della squadra apre delle voragini di rendimento da una partita all'altra, specie quando la squadra è chiamata a fare più partite ravvicinate, e bisogna chiedersi se c'è un rimedio in vista poi di quello che potrebbe essere un proseguio dopo la fine della stagione regolare, perché abbiamo assistito a una prima preparazione estiva di uno staff di Tabiani, abbiamo poi assistito a un altro tipo di lavoro gestito dallo staff di Lucarelli. Abbiamo atteso e stiamo attendendo che i giocatori arrivati a gennaio trovino uno standard di rendimento fisico paritetico a quelli che c'erano già, ma in tutte queste proiezioni ad oggi ci troviamo di fronte a una squadra che appunto non riesce assolutamente a vincere duelli in campo per effetto di una gamba meno brillante di quella degli avversari. Cosa si può fare in questo senso da qui alla fine della stagione regolare e poi eventualmente in chiave playoff? E questa credo che sia la domanda più importante su cui ci aspettiamo delle risposte, perché oggettivamente oggi credo che sia veramente l'interrogativo più inquietante del momento di questa squadra. Alessandro, io ti interrompo per farti sentire insieme ai nostri amici telespettatori le dichiarazioni di ieri nel post gara di Lucarelli. Non siamo riusciti a ricaricarci nessuno dopo la partita di mercoledì. Abbiamo portato le scorie della fatica e anche sotto certi versi della vittoria, perché la vittoria a volte la gestione della vittoria a volte è anche più pericolosa della gestione della sconfitta, e purtroppo siamo stati piatti, siamo stati senza gamba, siamo stati poco vivaci, al di là che abbiamo preso il gol nell'unico tiro in porta del Monterosi, però non eravamo reattivi, abbiamo palleggiato male, anzi abbiamo palleggiato poco e male,
cambiato qualcosa a livello caratteriale il secondo tempo, ma abbiamo tirato tante pallonate lì davanti. Ho provato a riconfermare in blocco il gruppo di mercoledì, salvo dove avevamo giocatori infortunati, però purtroppo col senno di poi sarebbe stato meglio cambiarne 10 e giocare con giocatori riposati e che non avevano goduto per la vittoria di mercoledì. Queste sono le parole di Lucarelli e Alessandro, una squadra stanca dopo la partita di Coppa, forse ancora, diciamo, fra virgolette, euforica per il passaggio, diciamo, all'approdo in finale. Ma Angelo, più che euforica doveva essere anzi più motivata, perché momenti di euforia in questa stagione sono stati col contagocce. E quindi anziché sentire un senso di appagamento, io avrei preso dal trampolino accesso in finale un surplus di motivazioni per fare un sol boccone del Monterosi. Poi voglio dire, c'è una rosa di 24 giocatori. Credo che quando si immagina e si impagina una rosa, sia a inizio stagione che a gennaio, si fa una previsione di quelli che possono essere i turni infrasettimanali del campionato, perché si sa già nel momento in cui vengono stilati i calendari che ci saranno X turni infrasettimanali in campionato, ma si fa anche la tara su quelli che possono essere gli ulteriori impegni ufficiali, quali poi sono stati quelli di Coppa Italia. Quindi il fatto che oggi si sottolinei che sugli impegni ravvicinati il Catania non è in grado di mantenere lo stesso standard di performance, insomma, tutto questo mi lascia molto molto perplesso. Anche perché, Angelo, poi i playoff, scusami, qualora il Catania partecipi ai playoff, sono strutturati in un modo in cui ci saranno tante partite ravvicinate, quindi se il tuo obiettivo dichiarato eventualmente è appunto la partecipazione ai playoff anche con ambizioni, se non risolvi questo discorso a monte, non ti puoi aspettare nulla poi dagli spareggi promozione. Sì, volevo soltanto fare un'analisi con te della classifica, la vediamo brevemente. Intanto la classifica del girone meridionale, eccola qui. E ricordiamo che si torna comunque in campo proprio mercoledì nel turno infrasettimanale con il Catania, che va a giocare sul campo dell'Avellino, che è, diciamo, la quarta forza del campionato. Una classifica, a guardarla così, che evidentemente fa male, perché il Catania sì è fuori dalla zona play-out, però è lontanissimo almeno 5 lunghezze dalla zona play-off, ma deve guardarsi le spalle, perché non si può pensare soltanto alla partita con il Padova di Coppa Italia alla finale. Bisogna pensare a mettere in salvo, diciamo, la situazione in campionato. Anche perché il turno di ieri, Angelo, diventa un turno negativo per il Catania rispetto alla Turris, che in questo momento delimita la zona play-out. Perché comunque la Turris, sì, è vero, ha pareggiato in casa come il Catania, ma lo ha fatto contro il Taranto, che in classifica ha una posizione nettamente migliore di quella del Monterosi, che il Catania ha affrontato al Massimino. E ricordiamoci che tra qualche settimana il Catania dovrà andare a Torre del Greco. E quindi se non sistema questa situazione prima di quella partita, credo che cadrà tra 4 partite di campionato Turris Catania. Si corre il rischio di andare a Torre del Greco e di dover affrontare una partita che varrà tantissimo in chiave salvezza diretta. Ecco, anche queste cose secondo me devono essere sottolineate, perché non si può archiviare il pareggio col Monterosi solo con la stanchezza derivante da partita di Coppa Italia. Bisogna anche guardare a quali possono essere le conseguenze in chiave play-out, perché è quello oggi l'ostacolo maggiore che separa il Catania dall'eventuale partecipazione ai play-off da terza classificata. Prima di salutarci, Alessandro, vediamo in grafica il top del match relativamente alla partita di ieri. La scelta è caduta sul giocatore che ha in qualche modo evitato l'ennesimo capitombolo anche interno del Catania. In un grigiore assoluto abbiamo salvato Contek, non altro perché insomma, come dicevi tu, ha evitato la figuraccia, lo ha fatto tra l'altro con
con una conclusione non tanto semplice, perché riuscite a piazzare il pallone tra le gambe del difensore e il palo, c'erano davvero pochissimi centimetri. Ed evidentemente il difensore croato non è nuovo a realizzazioni, come dice la statistica sulla destra, che insomma rileva come Ivan Kontek aveva realizzato un gol in Foggia Cerignola 3-0, una partita playoff disputata il 22 maggio 2023. Alessandro, ci fermiamo qui almeno per quanto riguarda il Catania. Ci ritroviamo stasera però con la versione, diciamo, estesa di Corner, quella dedicata tutta al Catania, a partire dalle 20:45 su Telecolor. Buon pomeriggio a te. Anche a te, a più tardi. A più tardi, noi adesso facciamo una breve pausa e apriamo i collegamenti con Palermo e con Messina. Bene, torniamo di nuovo in studio con Anteprima Corner e adesso ci colleghiamo con Palermo. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Andiamo adesso anche a Messina da Sergio Colosi. Buon pomeriggio Angelo, un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Messina è una sorta di isola felice nell'isola diciamo calcistica siciliana per il calcio professionistico, in considerazione del fatto che dopo aver sofferto comunque parecchio adesso la squadra di Modica pare avere preso la giusta strada. Parto però da Palermo, perché il Palermo nelle ultime due partite ha di fatto buttato via, gettato alle ortiche quello che aveva costruito, cioè la rincorsa a questa promozione diretta. Poi due partite è una sorta di blackout, in particolare mi riferisco poi all'ultima partita. Marco. Sì Angelo, faccio una leggera correzione, sono 3 le partite che credo abbiano cambiato un po' anche il volto della stagione del Palermo, perché il Palermo, ricordiamo che prima del secondo tempo di Cremona era praticamente secondo in vantaggio per 2-0 e con un uomo in più. Quello era praticamente un altro campionato. A distanza, insomma, poi di secondo tempo di Cremona, la partita con la Ternana e a sua volta la partita fuori casa di Brescia, è cambiato praticamente tutto. Il Palermo ha fatto un solo punto, ha subito 9 gol, non ha vinto, ha perso le 2 ultime gare e adesso si ritrova praticamente sesto in classifica. Quindi guardate che differenza che c'è tra un secondo potenziale posto che avrebbe permesso al Palermo di raggiungere la promozione diretta con un sesto posto. È pur vero, insomma, che il Palermo ha una sorta di lucchetto per quanto riguarda i playoff, a 10 punti di vantaggio. Davvero sarebbe un suicidio calcistico non qualificarsi per i playoff, però certamente ha sprecato tantissimo, ha praticamente gettato alle ortiche un'occasione ghiotta, importante, di potersela giocare fino in fondo per un posto diretto per la massima serie. Tutti hanno colpe, ha colpe sicuramente la squadra, i giocatori, ha colpe principalmente Corini, che continua a sbagliare. Angelo, noi non siamo abbiamo sempre detto, siamo dei giornalisti, seguiamo le vicende da esterni. In questo caso io personalmente non ho mai giocato a calcio, ho fatto l'arbitro, quindi insomma comunque conosco le dinamiche calcistiche, ma non ci vuole certamente Gianni Brera o Mourinho per capire che un giocatore come Ranocchia deve giocare ogni partita, e Corini inspiegabilmente a Brescia l'ha tenuto fuori. Non ci vuole sicuramente un grandissimo intenditore per capire che un giocatore come Brunori non può essere sostituito, perché è il bomber della squadra, è il Vlahovic della Juventus, è il Lautaro dell'Inter, e non possono questi giocatori, a meno che non abbiano degli acciacchi, stare fuori. Corini invece inspiegabilmente lo ha sostituito a fine primo tempo, quindi credo che ci siano delle colpe importanti da parte dell'allenatore, che però caro Angelo, cari telespettatori, rimane sulla panchina rosanero nonostante i risultati dicano altro. Diciamo che comunque la proprietà inglese non è avvezza ai cambi di tecnico in corsa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono abituati ad avere sulla panchina dall'altra parte, cioè dall'altra parte della manica, nel Manchester. Angelo, scusami se ti interrompo, sì. Dall'altra parte della manica c'hai giocatori come Haaland, c'hai giocatori... Capisco, però sai dei geni del calcio. Però sulla panchina c'è un signore che si chiama Guardiola, e quindi chiaramente là c'è il maestro dei maestri delle panchine. Evidentemente forse
forse si potrà pensare a qualcosa di diverso in un futuro. Per il momento probabilmente si andrà avanti così come si sta andando avanti. Vorrei sentire anche Federico Di Francesco nel dopo partita, vediamo le sue dichiarazioni, poi torno da te per avere le ultime notizie su quello che sarà il prossimo impegno. Sentiamo Di Francesco. Dispiace per questa sconfitta, perché eravamo partiti così e così, poi siamo stati subito bravi comunque a rimetterla in piedi e andare in vantaggio. Poi c'è stato l'episodio un po' dell'espulsione e siamo stati poco bravi secondo me nel momento quando dovevamo difendere, cercare di essere un pochino più compatti. Ci hanno fatto 3 gol in 20 minuti che ci hanno un po' tagliato le gambe, e questo qua ci dispiace, perché comunque c'è sempre un grande seguito da parte dei tifosi, sentiamo sempre un grande affetto. Dobbiamo cercare di ritornare e di superare un po' questo momento difficile che alla fine è questa settimana, da Cremona a oggi. E adesso, senza stare a guardare quella che è la classifica, cerchiamo di ragionare partita dopo partita e ci concentriamo sul Lecco, perché è una partita fondamentale, importante, da preparare nel migliore dei modi, e basta, ci concentriamo su quello. E allora, la partita con il Lecco anticipata in qualche modo da Di Francesco. Sì, la partita con il Lecco che arriva quindi in un momento assolutamente delicato per il Palermo. Staremo a capire ovviamente intanto come si evolve la situazione in casa rosanero. Ci sarà Corini in panchina, attenzione però, ci sono dei rumors che in questo momento stanno materializzando la figura di Gotti, ex allenatore dell'Udinese, sul Palermo. Staremo a vedere se insomma ci sarà questa sorta di ultimatum da parte della società nei confronti di Corini, se anche quindi il City Group che vuole adattare il mood inglese in Italia, magari si convincerà che in questo momento Corini andrebbe esonerato, e credo che sia fondamentale a questo punto anche la partita contro il Lecco, Angelo. Insomma, dipende che risultato arriva e come arriva. Io credo che potrebbero esserci degli scossoni ad inizio della prossima settimana. Benissimo, allora grazie a Marco Gulà che ci racconterà le vicende del Palermo nel corso dei prossimi giorni, chiaramente nei telegiornali. Buon pomeriggio Marco, ci ritroviamo grazie con te. A voi, grazie a voi. Grazie. Adesso andiamo a Messina, ci ritroviamo con Marco Gulà comunque anche giovedì, perché saremo in onda con Anteprima Corner, ci sarà il turno infrasettimanale di Lega Pro, e parleremo anche chiaramente di quello che sarà poi l'impegno del Palermo con il Lecco. Sergio, vengo da te perché è un Messina che sorprende. Sì, è un Messina che ancora una volta ha fatto una buona partita, non era facile, perché al di là dei 7 under che presentava il Brindisi con alcune assenze, era una formazione con l'acqua alla gola, e lo è tuttora, per cui un impegno sempre di quelli dove c'è tutto da perdere e poco da guadagnare. Il Messina invece ha incanalato la partita subito per il verso giusto, con un Zunno sempre più protagonista, autore di una doppietta. È andato in gol anche Ragusa, che già da un mese pieno che sta disputando delle ottime gare, e poi la solita solidità difensiva con qualche variazione apportata dal tecnico Giacomo Modica. E adesso il tema diventa, tenuto conto che il Messina ha fatto 8 vittorie nelle ultime 14 gare, poi 4 pareggi e 2 sconfitte, quelle ricordiamo contro Cerignola e Giuliano al 91esimo minuto di gioco, e adesso il tema diventa più 10 sulla zona play out, meno 1 dalla zona playoff. Ovviamente l'obiettivo si sposta, tenuto conto che serve davvero poco ormai per la salvezza, mentre è intrigante e non impossibile questo obiettivo dei playoff per come sta giocando e per i risultati che sta ottenendo il Messina, anche se c'è un calendario piuttosto difficile e complicato del quale parleremo dopo. Ma questo credo che sia stato il tema trattato nell'intervista con Giacomo Modica, playoff e playout, insomma. Sentiamo Modica allora, vediamo cosa dice. È una squadra che viaggia in piena sintonia, in piena armonia, in piena voglia di divertirsi attraverso quello che è il loro lavoro, e se dovesse arrivare poi la ciliegina sulla torta certamente non sarebbe per noi una cosa brutta, anzi, però il capolavoro lo faremo nel momento in cui arriviamo a 42, perché negli ultimi 3 anni questa società ha avuto
difficoltà nell'arrivare a non essere invischiata in situazioni particolari, quale l'ultima giornata per i play-out, e quindi se ci arriviamo con un po' di anticipo noi avremmo fatto già qualcosa di importante, e ciò non toglie il fatto che non siamo sazi, abbiamo voglia di divertirci, e dopo i 42 probabilmente saremmo può capitare una situazione di rottura di scatole per gli altri. Un messaggio, un avviso ai naviganti in qualche modo, no? Sì, a quelle formazioni che sono intorno ai 40, 41, 42 punti, forse il Crotone stesso che ha 43, perché ovviamente non possono considerarsi sicure dei playoff, sia per la scalata del Messina, poi c'è l'Audace Cerignola a 39, insomma è una classifica che ha modificato i propri equilibri, e quella che stiamo vedendo insieme, anche in considerazione di quella che sarà poi la partita di mercoledì prossimo, perché il Messina ospiterà il Crotone alle 18:30 e mai si sarebbe pensato che in caso di vittoria si sarebbe messo addirittura a un punto dal Crotone, ma gli impegni difficili proseguiranno, perché poi domenica ci sarà la trasferta complicata a Benevento contro l'unica formazione che nel 2024 ha fatto più punti rispetto al Messina dell'ex Gaetano Auteri, e poi un'altra trasferta ancora a Latina il sabato successivo. Benissimo, grazie Sergio, allora ci ritroviamo. Grazie a te Angelo. Ci ritroviamo giovedì con Anteprima Corner, sempre alle 14:30, vedremo come sarà andato questo turno infrasettimanale, ci racconterai le vicende della squadra di Modica nel corso dei telegiornali. È tutto per il momento con Anteprima Corner, vi aspetto stasera 20:45 su Telecolor per Corner, versione estesa, parleremo della partita di ieri del Catania, ma ci proietteremo anche all'impegno con l'Avellino. A tutti, buon pomeriggio.